gialla in tutto il Veneto fino a domani. A Valdobbiadene si allarga la frana monitorata H24. Frana cade in A23, autostrada chiusa, pericolo gelate per le viti del Prosecco. La morte del giovane motociclista la notte prima di Pasqua sul tratto killer del Terraglio. Il dolore del datore di lavoro. Nello stesso locale lavorano il papà e il fratello di Salim. Sacco a forma di missile in strada a Mogliano. Dalla segnalazione di alcuni passanti scatta l'allerta. Artificieri in azione fino al pomeriggio. Strade chiuse al transito per 2 ore. Vigili del fuoco al lavoro per tutto il weekend. A San Biagio di Callalta prende fuoco un camion con il rimorchio pieno di pneumatici. A Breda un casolare in ristrutturazione va completamente distrutto. Azienda metalmeccanica di Colle Umberto organizza incontri per prevenire la violenza di genere e abbattere gli stereotipi. Formazione durante l'orario di lavoro per aiutare a diventare genitori e adulti migliori. Yannick Sinner, il trofeo di Miami è made in Treviso. A forgiare nel cristallo la coppa vinta dal campione di tennis è il maestro trevigiano Marco Barisco. Dall'albergo in gondola di Venezia.com al tour in gondola per i canali trevigiani, social scatenati oggi 1° aprile nel giorno del pesce d'aprile. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati, buona Pasquetta ancora a tutti voi e partiamo con la cronaca, facciamo il punto sul maltempo perché è stata diramata dal centro della protezione civile della regione del Veneto allerta gialla fino alle 14 di domani. Ci sono state diverse frane nella Marca, la più considerevole con smottamenti siamo a Valdobbiadene, una frana è caduta sulla A23, siamo in Friuli Venezia Giulia, strada chiusa, autostrada chiusa, ovviamente diverse le ripercussioni sul traffico. In montagna è tornata la neve, paura per le gelate invece sulle colline del Prosecco perché i viti stanno arrivando a maturazione. Torna a franare il terreno sulla provinciale 36, l'allerta è stata diramata dal primo cittadino Luciano Fregonese che nelle prossime ore emanerà una nuova ordinanza per imporre ai proprietari delle terre di tagliare le piante e mantenere la sicurezza del versante. Versante che le piogge degli ultimi 2 giorni hanno contribuito ad aprire fino a raggiungere quasi 2 chilometri di ampiezza e 400 metri di altezza. Da novembre ad oggi su un fronte lungo circa 1,5 chilometri della strada provinciale e quindi è tutto il fronte che rischia un po' alla volta di cedere. Sono piccoli smottamenti ma frequenti e numerosi. Martedì interverremo al posto del privato per il taglio di una trentina di piante addebitando poi i costi al privato e poi faremo ulteriori ordinanze già fatte peraltro verso i privati. La prossima settimana ha atteso un incontro in provincia per chiedere un'analisi idrogeologica del territorio, mettere a terra un progetto di tutela attraverso nuovi finanziamenti. E ringrazio i volontari anticini boschivi e alpini di protezione civile che danno sempre un supporto, coordinati dai lavori pubblici del comune di Valdobbiadene. Teniamo sotto controllo tutta l'area nella speranza che il maltempo non sia così intenso da creare altri smottamenti. Il maltempo delle ultime ore ha interessato pesantemente le colline del Prosecco. Col Diretti Treviso fa sapere che la situazione potrebbe generare smottamenti. Siamo in attesa di capire come evolve. Dicono la preoccupazione è tanta in relazione alle gelate tardive. A Musestre di Roncade la pioggia incessante mista al forte vento ha fatto crollare la porzione di un'abitazione disabitata da tempo. Mattoni e calcinacci hanno invaso la strada costringendo l'intervento della protezione civile e di vigili del fuoco per interdire il passaggio agli automobilisti. Nei prossimi giorni il casolare sarà demolito. Il centro funzionale decentrato della protezione civile ha prolungato l'allerta meteo gialla fino alle 14 di domani. Maltempo che ha portato la neve sulle prealpi bellunesi. Secondo i dati forniti dal bollettino di oggi dell'ARPAV regionale, questa mattina sono scesi 15 cm di neve a Cima Predazzo e a Valvares, sopra Cortina. Pesanti ripercussioni alla viabilità autostradale ha avuto la frana caduta lungo la A23, chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Carnia e Pontebba. C'è stato un ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca la sera prima di Pasquetta. A perdere la vita è Salim Baccas di 28 anni, il tratto killer del Terraglio. Torniamo lì con le immagini. La nostra Edi Calimani è riuscita ad intervistare il titolare dell'osteria dove Salim lavorava. Oggi noi volevamo tenere chiuso, ma siccome aveva preso l'ultima prenotazione senza il numero di telefono non potevamo cancellarla. Siamo venuti a fare la sua ultima prenotazione.
che rende la giornata ancora più dura. A parlare è il datore di lavoro di Salim Baccas, 28 anni, morto sabato notte nel tragico incidente sul Terraglio a Preganziol, all'altezza dell'incrocio tra via San Bughe e via della Croce. Salim, originario di Mogliano, quella sera aveva da poco lasciato il lavoro e a bordo della sua moto si stava dirigendo probabilmente verso il centro di Treviso. Io l'ho mandato via alle 10, sabato sera, doveva smontare alle 11, ma siccome sabato era pre-Pasqua, poco lavoro e Pasqua eravamo pieni, gli ho detto Sal, vai a casa, mi raccomando, vai a casa che domani abbiamo una giornata di cacca. Lui fa sì, vado a casa alle 10:15. Se me lo tenevo qua era ancora vivo. Non si dà pace Davide, che ogni volta che lo vedeva arrivare in sella alla sua tanto amata 2 ruote blu lo esortava a prendersi una macchina. Troppo pericoloso uscire tardi la sera con la moto. Il terraglio, la strada dritta, l'asfalto ancora bagnato, un incrocio e l'impatto fatale con un'auto guidata da un 55enne rimasto ferito. Ancora da accertare le esatte dinamiche dell'incidente, forse una mancata precedenza. I segni ancora evidenti sulla strada, dove qualcuno ha portato un lumino e delle rose bianche poste tra quello che resta a terra della moto di Salim. Immediato l'arrivo dei soccorsi quella notte, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane 28enne. Il loro papà lavora con la mia famiglia da più da 40 anni, quindi io Salim l'ho conosciuto in passeggino quando è nato. Mi chiamava zio Davide. Nella foto appesa in sala il legame tra Davide e la famiglia di Salim. Il suo ricordo tra i colleghi è commosso e sentito. Salim era un putiferio, positivamente. Gli piaceva, si divertiva, lavorava. Poi lui era molto forte, ha lavorato tanti anni a Treviso. L'amore per le moto, il liceo, un grande lavoratore lo hanno definito i colleghi. Oggi che il locale è aperto e la tristezza riempie il silenzio della sala vuota, i calici sono in alto, tutti a brindare per Salim. È dura, è dura. È dura perché è mancato un amico, è mancato una parte di famiglia. Speriamo che sia andato in un posto migliore. Allarme bomba, Mogliano Veneto, intorno alle 12 di oggi in via Donizetti alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un involucro, una sorta di sacco confezionato a forma di missile sul posto. Oltre all'assessore alla sicurezza Donadel sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso, nucleo chimico e batteriologico, alcune pattuglie della compagnia dei carabinieri di Treviso e gli artificieri dell'Arma provenienti da Padova. La strada è stata chiusa al traffico per 2 ore per consentire l'intervento degli artificieri in totale sicurezza. All'interno dell'involucro non c'era nulla di pericoloso, un bancale con una tanica con del liquido che sarà analizzato. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, cui saranno consegnate le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Denuncia per procurato allarme, promette l'assessore alla sicurezza di Mogliano che è ipotizzato possa essersi trattato di un pesce d'aprile di cattivo gusto. Ed ora siamo alla Top Car a San Biagio di Callalta, un incendio divampato nella notte sul posto, i vigili del fuoco in fiamme, un camion con un rimorchio pieno di pneumatici, circa 25 pneumatici all'interno del rimorchio. Sono arrivati grazie alla segnalazione di alcuni passanti che hanno visto le fiamme alte levarsi in cielo. Le fiamme hanno interessato parzialmente anche altri 2 camion che erano parcheggiati nel piazzale di sosta del Top Car, che è una concessionaria di automobili e camion. Nelle immagini che vedete il passaggio dei vigili del fuoco in sopralluogo questa mattina proprio per accertarsi che qualsiasi focolaio di incendio fosse spento. Ed un altro incendio ha distrutto invece un intero caseggiato in ristrutturazione. Siamo nel comune di Breda di Piave in via Roma, pompieri al lavoro per tutto il giorno di Pasqua per domare i focolai. Abbiamo intervistato il sindaco. Si vede nei film, ecco, una cosa che ho visto quella notte là quando sono uscito, fiamme dappertutto, la casa era, il caseggiato perché è grande, era totalmente avvolto. Via Roma, pieno centro di Breda di Piave, a 2 passi dalla chiesa, l'incendio divampato la notte di Pasqua che ha coinvolto un intero caseggiato in fase di ristrutturazione. Ho ricevuto la telefonata all'1:20 circa e mi sono precipitato qua, c'erano già tutti schierati i vigili del fuoco e anche i carabinieri che stavano compiendo il loro lavoro e niente, noi abbiamo vigilato su quanto stava accadendo cercando di rimanere vicini ai proprietari che naturalmente sono disperati.
Squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Treviso e Asolo impegnate tutta la notte nelle operazioni di spegnimento, proseguite anche il giorno di Pasqua a causa dei continui focolai che dall'interno dell'abitazione si autoalimentavano. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, probabilmente un cortocircuito di una pompa di calore. Ci sono ancora tanti dubbi, anche perché ieri comunque era ancora difficile entrare e andare a verificare. Adesso, anche grazie alla pioggia, speriamo che tutto sia definitivamente spento e dopodiché penso già da domani riusciranno a cominciare a fare le verifiche. Caseggiato da molto tempo in disuso e che era da poco stato acquistato da una famiglia, il sogno di sistemarlo e portare anche i parenti più stretti a vivere lì. Nonostante la casa fosse già in parte abitata, nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Tanta la paura non solo tra i residenti ma anche tra i vicini. Il fumo e il fuoco visibile anche a chilometri di distanza. Ha fatto molta paura, il vento soffiava in quella direzione e le case limitrofe erano molto preoccupate, gli abitanti delle case erano molto preoccupati. Fortunatamente al di là di un principio di incendio a una palma qui del giardino della casa non è successo nulla. Un caseggiato che affaccia direttamente su via Roma, strada rimasta chiusa tutta la notte di sabato e a traffico alternato durante il giorno di Pasqua. Tratto messo in sicurezza dall'amministrazione con transenne per scongiurare che un possibile cedimento della struttura invada la corsia. Veramente dispiace tanto per la famiglia, già sono arrivati tanti attestati di solidarietà da parte della cittadinanza, noi li incontreremo, io personalmente, ma insomma insieme ai nostri uffici già domani, se loro sono disponibili, per cercare di capire come poterli sostenere. Abbiamo ascoltato la situazione legata alle dipendenze di droga anche nella Marca trevigiana. Sapete che dagli Stati Uniti in Europa è allarme per il dilagare della dipendenza da fentanyl, un oppioide sintetico utilizzato come trattamento per il dolore cronico. La situazione è raccontata dalla direttrice del Dipartimento per le dipendenze dell'ULSS 2. Gli operatori di strada che lavorano sul nostro territorio, sulla provincia in particolare, insomma nel di Treviso, che ci riferiscono che c'è l'abitudine non così infrequente dell'utilizzo di farmaci da parte soprattutto dei giovani. C'è anche il fentanyl tra i medicinali che sempre più di frequente i giovani acquistano sul mercato nero, un uso puramente ricreativo di sostanze oppioidi e di antidolorifici che presi insieme a droghe aumentano il loro effetto. Il fentanyl che è utilizzato sia nell'anestesia che per il dolore cronico, quindi è un farmaco commercializzato già in Italia. L'allarme deriva dal fatto che sono state già segnalate preparazioni commerciali vendute al mercato nero di farmaci appunto contenenti il fentanyl. È un allarme che è già stato diramato nel 2017 dagli Stati Uniti con un'allerta internazionale che è arrivata anche in Italia in quel periodo tramite segnalazione dell'Interpol e che effettivamente poi negli ultimi anni è una sostanza che è arrivata anche in Italia. 50 volte più potente dell'eroina, 100 volte più forte della morfina. Il fentanyl è un oppioide sintetico che dagli anni 90 è usato come analgesico contro il dolore cronico. Negli Stati Uniti è emergenza nazionale con ben 1.700.000 morti in meno di 30 anni. Nella Marca, anche se non si parla di emergenza specifica, il fentanyl è presente tra le sostanze stupefacenti di cui un numero crescente di giovani fanno uso. Non vediamo tutta la popolazione, in particolare giovanile, però questa problematica probabilmente questa sostanza è a rischio appunto in generale per la popolazione generale e dei giovani in particolare. Dal Dipartimento per le dipendenze dell'ULSS 2 non viene registrato nella Marca un aumento negli ultimi anni di ricoveri, ma sta cambiando la tipologia di utenze. Dai giovani agli adulti sempre più spesso le dipendenze si basano su un poliabuso di sostanze. Per questo è necessario agire sulla prevenzione. Un corso contro gli stereotipi di genere nella Marca. Con Leonberto c'è un'azienda che ha previsto per i suoi dipendenti, che sono in buona parte uomini, incontri con educatori per la prevenzione alla violenza di genere. Il titolare dell'azienda è una persona molto sensibile, naturalmente. Certo. Ci chiama, ci contatta, viene strutturato un format, un'azienda metalmeccanica, molto interessata al tema della prevenzione e della violenza di genere.
Si parte mercoledì, in azienda si fa formazione contro la violenza di genere. 3 incontri e un percorso educativo creato per lavorare proprio sugli stereotipi legati al genere. A chiederlo, caso più unico che raro, è proprio un imprenditore della Marca alla guida di un'azienda metalmeccanica di Colle Umberto. Quasi 200 dipendenti che oltre ad essere lavoratori spesso sono anche genitori, sottolinea Chiara Grando, coordinatrice della cooperativa sociale Itaca che erogherà la formazione. La stessa che la cooperativa sta portando nelle scuole con il progetto Alice incontra Pollicino. Riprendiamo quelli che sono i contenuti che noi sviluppiamo con i ragazzi, educare al rispetto, alla sensibilità, alla capacità di mettersi nei panni degli altri, perché poi sono i genitori coloro che influiscono sul modello relazionale dei figli. 1400 gli studenti raggiunti in 14 istituti della Marca con il progetto nato dalla collaborazione tra Comune, ULSS 2 e Fondazione di Comunità. Un lavoro sulla prevenzione che nasce dall'educazione alle relazioni, che promuove l'ascolto, aiuta le persone a liberarsi da stereotipi, da rabbia, aggressività, a dinamiche di potere e controllo che anche nella Marca hanno avuto epiloghi tragici. Ora, grazie ad un imprenditore illuminato, questo lavoro entra anche in azienda nella speranza, confidano le educatrici, che questa goccia in mare possa allargarsi a macchia d'olio. Solitamente a questi incontri di formazione partecipano i genitori più sensibili. Se invece riuscissimo a partire da questa proprio sensibilità di alcune persone ad entrare e lavorare con i lavoratori, quindi con gli adulti prima di tutto, ma anche con genitori, promuovendo formazione all'interno del welfare aziendale, questa cosa ci permette di lavorare con il territorio. È fissato per domani pomeriggio alle ore 15 nella chiesa della Madonna della Pace di Menarè l'ultimo saluto ad Alberto Zanchetta, deceduto il 28 marzo, stroncato a soli 31 anni per una forma tumorale rarissima che l'aveva colpito già 2 anni fa. Zanchetta è mancato al CRO di Aviano 4 giorni dopo aver sposato la compagna Greta. Lavorava alla Vepa di Treviso come tecnico per il settore vitivinicolo ed era conosciuto anche nel panorama musicale per aver dato vita ai Blue Bottles, una band specializzata in cover. Alberto, oltre alla moglie, lascia mamma Patrizia, il papà Massimo e il fratello Andrea con Alice. Le offerte raccolte domani saranno devolute alla ricerca scientifica del CRO di Aviano. E restiamo in tema sanità perché c'è grande impegno da parte della radiologia dell'ULSS 2 di Treviso nello smaltire le liste d'attesa. Ad aiutare questo percorso sta arrivando anche l'intelligenza artificiale. Vediamo come. Tutti i pazienti in tutti gli ospedali potranno avere una qualità dell'immagine paragonabile proprio perché lì intervengono delle tecnologie che non sono più quelle classiche tradizionali, ma che li bypassano completamente perché sono dei software. Una spinta alla diagnostica per immagini in termini qualitativi e quantitativi. L'intelligenza artificiale è ufficialmente entrata negli ospedali trevigiani in supporto dell'unità operativa complessa di radiologia e del Dipartimento di Diagnostica per Immagine del distretto di Treviso. Adesso come adesso ci vuole un'ora per paziente, quindi veramente sono tempistiche che ci mettono un attimo in difficoltà. L'intelligenza artificiale sicuramente ci sta già adesso, ma sempre più perché è un upgrade continuo, aiutando a ridurre sensibilmente i tempi, migliorando anche la qualità dell'imaging e di conseguenza anche delle indicazioni che poi il radiologo potrà detrarre e anche riuscendo a poter dare possibilità di fare questi esami a una popolazione sicuramente più ampia. Treviso in prima linea, sono già presenti applicativi concreti. Per esempio per quanto riguarda l'acquisizione dell'ATC del torace, quando viene fatta il medico radiologo attraverso l'intelligenza artificiale ha tutta una serie di dati che diventano sicuramente fondamentali per quello che è il corretto inquadramento. Altra cosa molto importante nel mondo dello screening mammografico. Oltre all'abbattimento delle liste d'attesa e all'accompagnamento al lavoro dei tecnici radiologi meno esperti, l'intelligenza artificiale potrà avere un ruolo importante nella prevenzione, sostenendo i percorsi di screening attivati dall'ULSS 2. Viene fatta una doppia lettura con 2 radiologi proprio per dare la certezza che qualcosa non possa essere scappato da una parte o dall'altra e il referto viene chiuso solo quando c'è consenso unanime tra i 2 radiologi. L'intelligenza artificiale in questo momento diventa un collettore. La riflessione che io farei oggi è che le tecnologie corrono a un livello, secondo me, che è un po' più sproporzionato alla nostra capacità di capire quello che sta succedendo. Quindi il grande sforzo dal mio punto di vista è capire non quello che noi oggi possiamo fare, ma come organizzarsi fra 10 anni. Dall'intelligenza artificiale al sapiente lavoro delle mani dell'uomo parla a Trevigiano la coppa alzata da Yannick Sinner alla finale dei Miami Open. Il maestro che l'ha forgiata è il trevigiano Marco Varisco.
Sinceramente io ho pensato pesce d'aprile. È il 1° aprile, c'è poco da fare. Sono state le sue mani a forgiare il trofeo in cristallo alzato da Jannik Sinner alla finale dei Miami Open. Da Treviso alla Florida, mai Marco Varisco, maestro artigiano, si sarebbe aspettato di vedere la sua opera tra le mani del tennista numero 2 del mondo. È stata una situazione casuale che non sapevo fosse la coppa del torneo di Miami, ma un cliente aveva richiesto delle opere riguardanti il tennis, ma non aveva fatto la specificata del che cosa, e quindi di conseguenza 15 giorni fa ho spedito il tutto a Miami. Un cliente americano che ha fatto realizzare i trofei all'incisore di Treviso, mantenendo però il totale riservo sulla loro destinazione finale. Ho fatto questi intrecci di tagli per poter richiamare un po' quello che potesse essere la racchetta da tennis, quindi l'intreccio ecco, questo è stato il motivo per cui è stata scelta quella coppa lì. La sorpresa al momento delle premiazioni, la gioia e la soddisfazione di essere stato parte di una vittoria meritata nelle mani di uno dei più grandi del tennis mondiale. Da Treviso a Miami il trofeo tornerà presto con Sinner in Italia. Soddisfazione espressa anche dal sindaco di Treviso Mario Conte e dal presidente della regione Luca Zaia. Ho fatto forse più clamore perché si parla del numero 2, anche se lo ritengo numero 1 del tennis, in un momento che abbiamo bisogno di italianità più possibile e che sta portando dei segni positivi. La cosa bella è perché siamo piccoli e siamo effettivamente esplosi in questo mondo. Con orgoglio posso dire, perché rispondo sempre a tutto lo zaino che io mi porto sempre nelle spalle, che è mio nonno e mio papà, che è uno zaino positivo di esperienza, di insegnamenti. E quindi di conseguenza quando si portano a termine determinati risultati c'è sempre una tradizione, una famiglia che ti supporta. Allora, un'ultimissima, ora c'è stato un incidente stradale a Romanziol, siamo nel comune di Noventa di Piave, lungo la strada provinciale che da Romanziol porta a Ponte di Piave, coinvolte 2 automobili, il bilancio è di un decesso, il deceduto è un 30enne residente a Salgareda, non siamo ancora in grado di darvi le sue generalità e ci sono 3 feriti che sono stati portati all'ospedale. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità e poi ancora con il telegiornale tutte le notizie da Treviso. TG Treviso, ben ritrovati, facciamo il punto di questo ponte pasquale. Secondo Ascom Confcommercio ha aperto il 78% delle attività nella Marca per portare vitalità nei centri anche durante la settimana per la categoria 7, riportare i residenti nei centri storici. A Pasqua dietro al bancone, Treviso ha registrato tra ristorazione ed ospitalità turistica il tutto esaurito. Ascom Confcommercio ha certificato aperture di almeno il 78% delle attività. Per la giornata di oggi è prevista una spesa media di 50 euro bevande incluse per quanto riguarda il mondo dell'offerta della ristorazione, ma si può facilmente spendere di meno e evidentemente anche di più, mentre per l'accoglienza turistica, per l'ospitalità è prevista una spesa media di 100 euro, dai 100 ai 130 euro a notte per un pernottamento medio di 2 giorni, 2 notti, ecco. Un trend in linea con il 2023, anno del post-Covid, che ha registrato una crescita importante del settore. A non aiutare il comparto con le federazioni del campo alimentare, il meteo ballerino che ha favorito l'acquisto last minute sia delle vacanze che delle materie prime per il pranzo pasquale. Listini ritoccati con un'inflazione che oggi si attesta intorno allo 0,8%. Sono stati degli aggiustamenti di listino, diciamo, inevitabili, perché nello scorso anno abbiamo visto un'inflazione galoppare anche a 2 cifre e quindi è stato inevitabile che ci fosse una ricaduta nei listini, ed è anche per questo che c'è un segnale di aumento quest'anno, per la Pasqua di quest'anno, il lieve aumento rispetto allo scorso anno, dovuto in parte anche a questo adeguamento dei listini. Sul fronte delle polemiche sollevate da alcuni commercianti che hanno chiesto un confronto con l'assessorato alle attività produttive del Comune di Treviso per rendere più attrattiva la città durante la settimana, la presidente Dania Sartorato rilancia sulla residenzialità. Affitti troppo cari e pochi immobili allontanano trevigiani e studenti dal centro storico.
laddove ci sono i residenti, e quindi c'è tutto il tema della residenzialità, dove ci sono i residenti lavorano anche i negozi alimentari, lavorano anche i negozi di telefonia, la vendita di computer, perché ci sono gli studenti che hanno esigenze di servizi. Ecco, il tema degli studenti porta con sé tutta una serie di servizi annessi. Approvati i lavori al Conservatorio di Castelfranco Veneto, parte la gara della stazione unica appaltante della provincia di Treviso, lavori grazie a un bando vinto da 10 milioni di euro. Vediamo. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla sovrintendenza e dagli organi di controllo. Si parte con le gare gestite dalla stazione unica appaltante della provincia di Treviso e così l'inizio dei lavori. La posa della prima pietra per la nuova sede del Conservatorio Steffani di Treviso a settembre 2024. È un lavoro di squadra che è iniziato molti anni fa, però abbiamo portato adesso a termine, nel senso che siamo arrivati finalmente a cominciare questi lavori che porteranno ad avere un conservatorio prestigioso con una sede nuova adeguata, ma sempre in un edificio storico che possa anche valorizzare la tipologia di attività formativa che facciamo, un'attività artistica, creativa. 87 i docenti, una decina a contratto e 400 gli studenti per 40 corsi di studio. La nuova sede è realizzata grazie alla riqualificazione dell'ex scuola Mafioli sugli arricati del chiostro dei Serviti e della chiesa di San Giacomo sull'omonima via. Le funzioni didattiche saranno organizzate all'interno dell'ex Mafioli e del chiostro. Cambierà in città il fatto che quello scorcio, quell'entrata a Castelfranco Veneto che oggi vede una situazione di degrado, si troverà invece con un immobile storico riqualificato che darà finalmente una sede stabile al Conservatorio Agostino Steffani, che ricordo essere il conservatorio della provincia di Treviso. Un'opera da 10 milioni di euro che ha ottenuto un maxi finanziamento grazie al bando ministeriale dell'edilizia delle istituzioni alta formazione artistica e musicale, unico in Italia il Conservatorio Steffani con un importo così alto insieme al Conservatorio di Pescara. Il pellegrinaggio di ben 1523 ragazzi, pellegrini da tutta la diocesi di Treviso, dalla terza media con i loro catechisti e animatori, accompagnati dal vescovo e da alcuni preti e cooperatrici pastorali, sono partiti alla volta di Roma, un pellegrinaggio diventato ormai tradizionale a Pasquetta dal titolo Al soffio dello Spirito. I giovanissimi, provenienti da una quarantina di parrocchie, divisi in 27 pullman, si sono ritrovati per la prima tappa del viaggio a San Paolo fuori le mura, dove Monsignor Tomasi li ha invitati a mettersi in gioco ponendosi in ascolto dello Spirito Santo. La giornata di domani sarà dedicata ad un intenso itinerario a piedi dal Colosseo a San Pietro per concludersi con la gioia di poter celebrare l'Eucarestia nella Basilica di San Pietro. L'ultimo giorno, ovvero mercoledì 3 aprile, sarà caratterizzato dall'incontro con Papa Francesco nell'udienza generale. Da domani nuove regole per gli ecocentri del bacino Priula. Facciamo il punto perché entra in vigore anche la prenotazione per i conferimenti. Queste novità che inizieranno il 2 di aprile, a casa stanno arrivando dei librettini, agli ecocentri stanno dando dei volantini proprio per ricordare che comincia il 2 aprile una modalità. Se non si capisce tutto, noi andremo con la frizione, acceleratore e freno per progressivamente portare alle nuove regole. Tutto pronto per il 2 aprile, entreranno in vigore le novità dei 51 ecocentri della Marca, a partire dai nuovi conferimenti, dalla lana di roccia ai vecchi pannelli fotovoltaici fino alla guaina catramata. 14 i centri in cui sarà possibile smaltire i vecchi pannelli, 8 quelli aperti per questi rifiuti pericolosi. Da martedì inoltre cambieranno gli orari. Fino all'1 di aprile abbiamo l'obbligo di seguire l'andamento degli orari solari e legali, quindi c'è stata qualche volta un po' di confusione per non si ricordava l'orario di quel momento. Adesso abbiamo un orario unico tutto l'anno, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sempre e comunque. Tra le novità più importanti la possibilità di prenotare il conferimento, che diventa obbligatorio per le aziende, mentre è consentito anche alle utenze domestiche, che in questo caso potranno conferire volumi di rifiuto più ingombranti, fino a 5 metri cubi. Per prenotare ci sono diverse possibilità. Un'app preparata da Contarina dove uno si loga e poi diventa accreditato per fare tutte le operazioni non solo di accesso agli ecocentri, ma anche di accesso agli sportelli e altre cose. Oppure il sito web di Contarina, che ha analoga funzionalità per la prenotazione
di questo e anche degli sportelli, e comunque c'è sempre il telefono per avere una data di prenotazione. 1° aprile, pesce d'aprile, guardate sul sito di Venezia.com che cosa è apparso questo annuncio ai BRB, finalmente rende reale il sogno di ogni turista, si legge alloggiare in una meravigliosa gondola e svegliarsi in bacino di San Marco, provare l'ebbrezza del camping lagunare, approfitta di questa offerta che si oppone allo sfratto residenziale e sentiti come un vero nobile veneziano. Questo invece è un altro pesce d'aprile pubblicato su un quotidiano online, sempre a tema turistico. Oggi Treviso annuncia l'intenzione del sindaco di Treviso Mario Conte di rendere navigabili alle gondole i canali trevigiani. Anche in questo caso si è trattato di un pesce d'aprile, dunque tutti in tema turistici, social scatenati con lo scherzo del 1° di aprile, soprattutto utilizzando le gondole e la possibilità di utilizzarle o come camera d'albergo oppure per navigare i canali trevigiani. Ed ora siamo alle notizie di Belluno e provincia. Una notizia che ci porta ad Ospitale di Cadore, dove un gruppo di escursionisti è rimasto bloccato da un corso d'acqua in piena lungo il sentiero 483 nel gruppo del Bosco Nero nel Bellunese, attivati il soccorso alpino di Longarone, mentre una squadra partiva per andare al loro incontro si è risaliti alle coordinate del punto in cui si trovavano, vicino ad una briglia sotto Casera Valbona, e si appurava che 2 dei 5 giovani erano riusciti a superare il guado. Altri 3 non vi riuscivano, sono stati raggiunti sulla strada bianca, hanno attraversato il punto del ruscello, il Rui Bianco, e sono stati tratti in salvo dagli uomini del soccorso alpino. E poi parliamo del progetto del nuovo ospedale di Cortina, non sarebbe più economicamente sostenibile, lo ha affermato nei giorni scorsi la D di GVM del gruppo Villa Maria, che ha una concessione sia per i lavori che per la parte gestionale della struttura. ULSS 1 e Regione assicurano confronto continuo e costante, i lavori procedono. Stiamo andando avanti secondo un cronogramma che dovrebbe portare a terminare i lavori entro l'estate del 2025 e quindi avere un ospedale funzionante assolutamente per fine 2025. I lavori per la ristrutturazione del Codivilla di Cortina procedono senza sosta, il confronto tra GVM, ULSS 1 e Regione è continuo e costante. Timori per un eventuale blocco del cantiere non se ne vedono all'orizzonte. Parola del commissario dell'ULSS 1 Giuseppe Del Benne, che risponde alla provocazione della D di GVM del gruppo Villa Maria: se non cambiano le condizioni economiche ci fermiamo qui. Il nodo del contendere è il piano economico-finanziario mutato rispetto ai tempi della gara d'appalto e della concessione partita anni fa. Ci sono delle normative che ci consentono di verificare appunto se i prezzi allora stabiliti possono essere mantenuti o meno. Gli incontri, assicura Del Bene, sono settimanali con GVM, che gestisce il punto di primo intervento e attività di ortopedia del Codivilla. Fasi alterne hanno caratterizzato la concessione negli anni, anche proprio in relazione al cantiere per il fallimento di una delle società in associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata l'appalto. Inutile dire che l'attenzione è alta, perché l'ospedale di Cortina avrà un ruolo fondamentale per l'organizzazione sanitaria olimpica. Questo è il nostro obiettivo e quindi stiamo lavorando pancia a terra su questo, sia per risolvere, sono stati in parte risolti insomma tutti i problemi legati al cantiere, ma poi tutta anche l'infrastrutturazione interna. I confronti che abbiamo avuto fino adesso ci danno rassicurazioni che i lavori possono possono continuare, e anche in questi giorni abbiamo fatto l'incontro martedì, il cantiere era in piena funzione con una 50ina di operai al suo interno. Migrazione d'Europa, quali modelli, quali prospettive? Se ne è parlato a Belluno durante l'incontro organizzato dalle donne democratiche che hanno chiamato in città l'eurodeputata Alessandra Moretti. L'ultima iniziativa dei parlamentari del gruppo Socialisti Democratici, presentata alla Commissione europea del 7 marzo scorso. In tema di migranti si è chiesto se la Commissione intende intervenire sulle autorità italiane in merito alle condizioni di detenzione dei migranti trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri e se può verificare l'eventuale violazione di normative europee sulle condizioni di detenzione al loro interno. Domande che fanno seguito alle ispezioni parlamentari all'interno dei CPR italiani, che hanno rilevato gravi violazioni
violazioni dei diritti umani fondamentali. Una richiesta che fa il paio con le sollecitazioni dei socialisti e democratici al Parlamento europeo di governare il fenomeno delle migrazioni, che non può essere risolto con slogan propagandistici. Non è più possibile, concepibile, che l'Europa giri la testa dall'altra parte rispetto a persone che su barconi chiede aiuto e soccorso in mare, ed è fondamentale che poi le comunità che accolgono vadano messe nelle condizioni di poter accogliere. L'eurodeputata Moretti è arrivata a Belluno, ospite delle Donne Democratiche, per parlare di migrazioni e di accoglienza, che deve essere attivata in centri abilitati e in grado di inserire nel mondo del lavoro chi arriva in Italia attraversando il Mediterraneo o la rotta balcanica. Il tema della manifattura di certi lavori che ormai non ci sono più e che gli italiani non vogliono più fare stanno mettendo a serio rischio la tenuta di alcune imprese, di alcuni mondi lavorativi. È ovviamente il settore, per esempio, dell'agricoltura, ma non solo, ma anche quello, per esempio, delle costruzioni. Il problema, ha affermato Moretti, non si risolve dicendo chiudiamo i porti o respingiamoli, e tutti i paesi europei devono essere corresponsabili nell'accoglienza diffusa. Serve quindi un'Europa capace di coinvolgere tutti, e nessuno dei 27 paesi dovrebbe appunto tirarsi indietro, perché nessuno si salva da solo e dobbiamo fare un grande lavoro tutti insieme. Gli sport paralimpici aspettando Cortina per bocca del presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici. Dagli atleti che gareggiano sulla neve arriva un appello. Cortina per noi sarà fondamentale, vorremmo che Cortina fosse per noi un trampolino di lancio per aumentare la visibilità su questo sport, direi, che è un po' diverso, perché appunto è un qualcosa che bisogna appunto vivere per capire. Abbiamo l'opportunità quindi in questa nostra bellissima località, la perla delle Dolomiti, di ammirare questi nostri campioni scendere a 100-110 km all'ora con le disabilità fisiche che hanno. Quando si parla di Milano Cortina 2026 si pensa alle imprese di Goggia e Brignone e si spera che gli atleti azzurri vincano medaglie, anche se poi di sci da discesa a Cortina ci sarà una sola gara, sperando non si perdano gare e medaglie legate alla pista di bob, che invece non sarà utilizzata per gli sport paralimpici, che invece su Cortina puntano tantissimo. Abbiamo fatto 23-24, due impegni sportivi di Coppa del Mondo che hanno già cominciato a dare i risultati, quindi test che hanno fatto fare delle modifiche a livello impiantistico e delle ricerche, insomma, per dare quella che potrebbe essere un'Olimpiade memorabile per noi. Abituati ai medaglieri che ci arrivano da questi atleti, vedi le vittorie di uno come il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, nell'arco, per non parlare nello schermo di una fuoriclasse assoluta come Bebe Vio, che si sia sulla neve oppure no, da chi li rappresenta però arriva un appello accorato. Lo sci paralimpico in generale, gli sport invernali paralimpici hanno necessità di un appoggio dei volontari che ci sono, ma anche delle istituzioni che devono capire che noi abbiamo grandi spazi da percorrere perché siamo stati rinchiusi per tanti anni nelle nostre cantine, direi, sui nostri divani. Abbiamo bisogno di uscire dai divani, di uscire dalle cantine e cavalcare queste bellissime piste che abbiamo qua a Cortina. Ci fermiamo qui al nostro ultimo servizio, come sempre in chiusura siamo alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e ancora buona Pasquetta a tutti voi, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a salire e il tempo migliora sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 2 aprile. Sul Veneto sarà decisamente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, come ci mostra la grafica. Tuttavia non sono esclusi dei piovaschi in montagna e localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature in ripresa, minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 15-19 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. In questo caso fino a metà giornata avremo una residua variabilità con qualche rovescio sparso in esaurimento, poi con il passare delle ore, quando avremo maggiori schiarite. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà possibile una nuvolosità irregolare ma con ampi tratti soleggiati. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno ai 15-16 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.